Funziona? Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti, vedo qualche faccia nuova, benvenuti alla nostra chiesa. E oggi, come vedete, non è una serata molto popolata, chi ci segue da casa non lo può vedere, ma comunque siamo nel nucleo dell'estate, delle ferie, tanti sono via, tanti guarderanno questo culto dopo che sarà avvenuto. E io ringrazio chi è presente qui e vorrei iniziare il culto di oggi che parla dell'essere solidali, della solidarietà, e vorrei aprirlo con un paio di versetti della prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetti 15 e 16, che dicono: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui, ma se uno soffre come cristiano non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Quindi noi questa sera menzioneremo spesso la parola dolore, la parola sofferenza, menzioneremo questi concetti che ci fanno paura, che sono ostili a noi, che sono delle cose che noi vorremmo evitare, ma che Dio usa per purificarci, per portarci a Lui, alla Sua presenza. Ed è questo un po' il tema che sarà sviluppato questa sera. E quindi voglio invitare chi non si è già alzato ad alzarsi, chi è un po' più indietro a venire più avanti, visto che posti liberi ce ne sono in abbondanza, e possiamo cominciare con la nostra lode, che sia comunque un momento di celebrazione del Signore, per esaltare il nostro Dio, un grande Dio, un Dio che è al di sopra di ogni altra cosa. Nonostante il caldo, le fatiche, gli impegni della vita, nonostante tutti i problemi che possiamo avere, Dio è grande, Dio è buono e Dio si prende cura. E questa sera la nostra lode ci condurrà in questa atmosfera di esaltazione del Signore, di celebrare chi Dio è e quello che Dio fa. Quindi, senza ulteriori indugi, lascerei la parola alla lode. Il mantello della lode sul dolore. Signore su di me.
perché Signore mi ha unto per recare la buona notizia agli umili, i cuori degli abbattuti guarire, lo Spirito del Signore su di me, perché il Signore mi ha unto per recare la libertà a tutti gli schiavi, la libertà di Cristo proclamare, per rendere liberi i prigionieri, proclamare l'anno di grazia del Signore, i cuori degli afflitti consolare e finire con il pianto e col dolore, unghia anziché cenere, l'olio d'allegria, il mantello della lode sul dolore, unghia anziché cenere, l'olio d'allegria, il mantello della lode sul dolore, lode sul dolore, lode sul dolore, lode sul dolore. Ni ricchezza ni onor, niente ha un valor che può separarmi da te. C'è soltanto il tuo amor che riempie il mio cuore di te. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono lo rendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Il mio orgoglio ti do e ciò che è nel mio cuore per offrirti la mia adorazione. Più che fama e potere, ciò che voglio è cercare te. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò.
fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono lo arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Quello che sono lo arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercheremo. Gesù, fu la tua grazia. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono lo arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Quello che sono lo arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Possiamo chiudere gli occhi? Faccio una preghiera. Grazie Padre per questo culto, ti ringrazio per le persone che sono venute qua, ti ringrazio per le loro vite, per quello che stai facendo per loro, Padre, quello che stai facendo per noi, per la nostra Chiesa. Ti ringrazio Padre perché ci hai portato qua e tu hai uno scopo per noi. Noi possiamo venire a te, Padre, e tu ci riunisci qua in una chiesa, Padre. Ti ringrazio perché abbiamo un posto dove lodarti, un posto così prezioso, Padre, che possiamo stare qua tra fratelli e lodarti e amarti, Padre. Dare il nostro cuore a te, Padre. Prego per tutte le persone che sono qua dentro, che possono dare il loro cuore a te, che tu possa aprire i loro cuori, possa aprire i loro occhi e possano vedere quanto tu sei grande, Padre. Che possono inchinarsi a te, Padre, possono sentire la tua voce. Spero che ognuno di loro possa essere toccato da te questa sera. Benedici tutte le persone presenti e grazie per tutto quello che fai ogni giorno, per questa serata, perché ci unisci, Padre. Ovunque noi siamo, Padre, tu ci sei. Sempre. Ti ringrazio, Padre, per tutto quanto. Nel nome di Gesù. Amen.
come ringraziarti, mio Signore, per come vieni, per il tuo grande amore, per quel che hai fatto, per quel che farai, con il cuore infranto. Grazie, tu non devi venire, ma sempre vieni, e col tuo splendore tu cambi tutto. Tu non devi venire, ma sempre vieni, e col tuo splendore tu cambi tutto. Come ringraziarti, mio Signore, la croce hai sopportato, hai dato vita a me, per l'amore versato, per riscattarmi, il mio cuore grida grazie. Tu non devi venire, ma sempre vieni, e col tuo splendore tu cambi tutto. Tu non devi venire, ma sempre vieni, e col tuo splendore tu cambi tutto. Hai superato i miei muri, vinto la mia vergogna, mio passato hai guarito, mi hai dato grazia. Non dovevi venire, ma hai voluto farlo. Hai superato i miei muri, vinto la mia vergogna, mio passato hai guarito, mi hai dato grazia. Non dovevi
si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando, iniziano sovrannaturale. Si sente
ti diamo lode, perché tu, Signore, ti manifesterai e ti stai manifestando, Signore. Tu sei potente, Signore, sei in mezzo a noi, Signore, e ci sei sempre accanto, Signore. In ogni situazione, Signore, noi ti diamo grazia, ti diamo lode, Signore, perché tu hai controllo, Signore, sei potente su ogni cosa, Signore, sulle nostre vite, Signore, sulle nostre famiglie, Signore, sui nostri amici, Signore, i nostri fratelli e sorelle, Signore. Signore, vorrei mettere nelle tue mani, Signore, tutti qui presenti, Signore. Ti chiedo di benedirli, Signore, di proteggerli, Signore, di mettere le tue mani potenti sopra di loro, Signore. Signore, noi vogliamo sentire il tuo amore, Signore. Vogliamo essere riempi del tuo amore, Signore, perché tu sei tutto quello di cui abbiamo bisogno, Signore. L'unica vera cosa, Signore. Vogliamo essere ripieni di te, Signore, di conoscerti, Signore. Vorrei pregare per i cuori, Signore, l'anima di queste persone qui presenti, Signore, di chi ci sta guardando, Signore, di chi ti ha nel cuore, Signore. Vorrei pregare che tu possa aprire i loro cuori, Signore, riempirli di te, Signore, del tuo Spirito Santo, Signore, e che possa essere tu, Signore, a guidarci, Signore, a governare le nostre vite, Signore, ed avere il controllo, Signore, che possiamo sottometterci, Signore, e umiliarci a te, Signore. Ti vorrei ringraziare, Signore, per questo momento, Signore, perché tu sei qui presente, Signore, in mezzo a noi, Signore. Ci vuoi dire qualcosa oggi, Signore? Vorrei pregare che la tua parola, Signore, possa arrivare ai cuori, Signore, di queste persone, Signore, ai tuoi figli, Signore. Vorrei pregare, Signore, per Emanuele che adesso porterà la tua parola, Signore. Usalo, Signore, che il tuo Spirito Santo, Signore, possa usarlo, che possa, Signore, essere un canale, Signore, per le tue parole, Signore, il tuo messaggio, Signore. Mettiamo tutto nelle tue mani, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, mi si sente? Bene, Chiesa, volete vedere il nostro Dio manifestarsi? Volete vedere il nostro Dio in mezzo a noi? La parola di Dio dice che dove 2 o 3 sono riuniti nel suo nome, Dio è in mezzo a loro. E se questa sera noi siamo riuniti nel nome di Gesù Cristo, che è Dio, Gesù Cristo è in mezzo a noi. Il nostro Dio è qui che cammina in mezzo a queste sedie. Non è fisico, tangibile, non possiamo vederlo in questo momento, ma Gesù è qui. E questa sera questa parola che sarà portata è portata da Lui. Noi, la lode e io siamo solo strumenti di quello che il Signore ti vuole dire. E il programma di stasera, lo studio di stasera, parla della solidarietà. E io volevo cominciare dicendo che spesso noi vediamo un gruppo di persone che si appostano fuori da stazioni, mercati, posti in cui passa tanta gente e danno degli opuscoli, fanno delle domande. E uno di questi grandi classici opuscoli che danno è titolato "Perché soffriamo? Perché c'è la sofferenza al mondo?" Ed è una domanda solida, no? È una domanda rilevante. Perché c'è il dolore? Cos'è il dolore? Da dove viene il dolore? E la risposta biblica a questo è che il dolore è una triste conseguenza del peccato originale. Come vedremo dopo in questo studio, è una realtà che ci accompagnerà per tutta la nostra breve vita. Da quando siamo appena nati fino al giorno della nostra morte, il dolore è un nostro fedele compagno, sarà sempre con noi. E non esiste però solo il dolore, esiste anche un grande, grandissimo Dio che sta a fianco a noi mentre soffriamo. Un Dio che ti sta vicino in questa sofferenza, che prende il dolore e dà ad esso una nuova forma. Un Dio che ricava dal dolore un potente sviluppo del nostro frutto dello Spirito e ci fa sviluppare un'attitudine fondamentale nella vita di un cristiano, di cui parleremo questa sera, la solidarietà. E quindi io voglio cominciare non dalla Bibbia, ma dalla Enciclopedia Treccani, che definisce la solidarietà come segue.
Il termine solidarietà deriva dal latino solidum, che significa moneta, e in particolare dall'espressione del diritto romano in solidum obligari, obbligazione in solido, cioè un'obbligazione per cui diversi debitori si impegnano a pagare gli uni per gli altri e ognuno per tutti una somma presa in prestito o dovuta in altro modo. Per esperienza lavorativa e scolastica vi posso dire che è un termine che ancora oggi si usa nei codici italiani e vuol dire sostanzialmente condividere un debito. Due debitori in solido, se uno dei due paga il debito, libera tutti e due. È un'immagine che poi è passata alla vita al di fuori dell'aspetto finanziario e dei debiti ed è passata l'idea di solidarietà come condividere i pesi, condividere i dolori delle persone, condividere i problemi della vita con quelli che stanno accanto a noi. Significa aiutare una persona mentre sta passando un problema che hai passato anche tu e sai che cosa vuol dire passare per quella situazione. E la Bibbia ci dà una grande notizia sul nostro Dio, che noi abbiamo un Dio solidale, un Dio che capisce la nostra sofferenza e quel Dio si chiama Gesù Cristo. Isaia ha parlato così di Gesù molti anni prima che Gesù nascesse. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Poco dopo Isaia disse di Gesù che venne stroncato per i nostri peccati, venne trattato in un modo assolutamente brutale. E quindi, prima di proseguire con lo studio parlando di questo, voglio invitare ad un'atmosfera di preghiera, perché vogliamo capire che cosa Dio ci vuole parlare, perché il tema della sofferenza noi vogliamo scappare da esso, non vogliamo parlarne, ma è un messaggio molto importante che Dio ci vuole dare. E vi invito tutti a rientrare in un'atmosfera di preghiera. Signore, noi ti ringraziamo per questo culto, per questo momento che abbiamo, per esaltare il tuo nome. Signore, noi abbiamo cantato che tu ti manifesterai e noi ti preghiamo che tu ti manifesti questa sera, che questa parola arrivi ai cuori di ciascuna persona, che ciascuno di noi non esca da questa stanza come è entrato, ma che tu ci possa insegnare che cos'è il dolore e che cos'è la solidarietà, Signore, che noi possiamo imparare ad amare e a vedere te anche nelle nostre sofferenze, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. E quindi, tornando al testo di Isaia 53, noi vediamo che Cristo è un uomo familiare con la sofferenza e questa familiarità lo rende solidale con noi. Cristo capisce ogni tua sofferenza, Cristo capisce ogni tuo dolore. Gesù è passato per le stesse sofferenze e le stesse tentazioni che stai vivendo anche tu. In questo momento Gesù intercede per te presso il Padre. La lettera agli Ebrei, la lettera agli Ebrei ci spiega che Lui, che Gesù, è il tuo sommo sacerdote. Ti capisce e parla in tuo favore a Dio Padre. Dice l'autore di Ebrei: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Gesù ha sofferto da uomo. Il suo corpo, di carne ed ossa come il tuo corpo, è stato torturato, percosso e inchiodato ad una croce. Ha provato sulla sua pelle l'abbandono di tutti i suoi amici più cari, tranne uno, l'umiliazione della folla. Ha provato la vera solitudine. E ora Gesù ti sta dicendo questa sera: io ti sono vicino, io sono con te, fino alla fine dell'età presente. Sono in mezzo a te e ai tuoi fratelli quando vi riunite nel mio nome. Io sono con te. Credi a queste parole?
Credi che Dio è accanto a te, che Gesù è accanto a te nel tuo dolore? Credi che Gesù vede le tue lacrime, vede la tua sofferenza, vede le tue ansie e le tue preoccupazioni? Se ci credi fai bene, perché è la verità, è quello che Gesù fa. E ora arrivando al secondo punto, dopo aver detto che Cristo capisce a fondo il tuo dolore, Cristo ti trasforma attraverso quel dolore. E questo risponde alla nostra domanda: perché esiste il dolore? Come abbiamo detto, il dolore è conseguenza del peccato originale. Il peccato originale ha corrotto l'intero creato, non solo l'umanità, tutto il creato è stato corrotto dal peccato e con esso, con la corruzione del peccato, è venuto il dolore. Ed è una cosa di cui noi faremmo volentieri a meno, ma che ha degli effetti positivi. Dio la usa per il bene anche il dolore. Soffrire, passare per il dolore, ci rende più sensibili alla sofferenza altrui. Paolo lo dice in questo modo, parlando di Dio, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione, perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perciò se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza, se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Dio, perché permetti che io soffra? Perché permetti questo dolore? Perché tu possa consolare chi soffre attorno a te. Nella mia vita personale io ho visto che c'erano tante situazioni, tante sofferenze di persone attorno a me che io non capivo davvero. Dicevo di capirle, ma non le capivo. Le capivo forse ad un livello intellettuale, teorico, ma non riuscivo a mettermi nei panni delle persone che soffrivano e di capire quel dolore lì. Finché Dio non ha permesso che io provassi qualcosa di simile. Dio ha permesso che io passassi in una valle dell'ombra della morte, come la definisce nei Salmi, e io soffrissi. E io per mesi mi chiedessi: Dio, perché permetti questo dolore? E quando durante questo periodo di buio io mi sono reso conto di capire chi passava in una situazione simile a questa, di comprendere quando mi venivano dette certe cose, quando mi veniva comunicata una disperazione, una tristezza profonda legata a questa situazione, io lì iniziavo a capire. E lì ho capito: Signore, tu hai permesso che io soffrissi in questo modo perché io fossi meno duro, meno giudicante con le persone, ma portassi più comprensione, più guarigione nella vita degli altri. E spesso è questo che fa il dolore. Il dolore ci umilia, ci abbassa. Dio permette il dolore perché noi possiamo diventare degli strumenti più utili a Lui nella nostra vita, nella vita delle altre persone. Dio usa questo dolore per perfezionarci, come dice l'Apostolo Pietro. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Per breve tempo. E Dio vi perfezionerà egli stesso. Il dolore è come quando uno scultore fa la definizione di una statua con lo scalpello. Fa male essere scolpiti da Dio, ma ci avvicina alla perfetta statura di Cristo che noi ogni giorno di più dobbiamo avvicinare. Dio è come un vasaio, così lo dipinge Isaia nel capitolo 64, è un vasaio. Se lui vede qualcosa in noi che non gli piace, lui rimette mano all'opera e la forma secondo il suo disegno. E il dolore è lo strumento con cui lo fa.
Lui permette che noi ci opponiamo a questo processo. Certo, noi possiamo opporci e camminare lontano dalle vie di Dio, ma se il tuo desiderio è di una vita santa, una vita vicina a Dio, devi accettare il dolore di questa vita. Devi permettere a Dio di trasformarti attraverso questo dolore. Il dolore ti rende più saggio, ti rende più consapevole e ti rende più comprensivo verso chi soffre. Il dolore toglie le tue certezze, come ho detto prima, ti umilia, ti porta a stringerti a Dio, ad andare nella sua presenza, ad inginocchiarti di fronte a Lui e a dire: Signore, io non ho uscita, sei solo tu che mi puoi guidare fuori di qui. Il dolore ti fa capire quanto bisogno di Dio tu hai. Sgonfia l'orgoglio che è una tenaglia per noi umani e ci riporta ad inginocchiarci, ad umiliarci di fronte a Dio. Ci insegna a dipendere da Dio e dalla sua grazia. Dio si prende cura di te. Dio provvede per te. Ed è difficile vedere questo quando noi ce la facciamo secondo le nostre forze, no? È molto umano tornare da Dio quando le cose vanno male e appena vanno bene sentirsi grandi, forti e tutto va come io dico. I miei soldi mi sostengono, i miei studi, il mio lavoro, le mie capacità, i miei talenti. Sono io il pilastro della mia vita. Poi Dio permette una folata di vento, un piccolo cambiamento e improvvisamente tutto si rivoluziona. Le cose non vanno più bene, salta il lavoro, tutte le tue certezze si sgretolano e il grande pilastro che pensavi di essere è un filo d'erba che cade al primo colpo di vento. Dio e solo Dio può essere il nostro sostegno. Nel dolore e la sofferenza noi capiamo questo. Qua abbiamo una citazione da Paolo che ho voluto mettere dalla seconda lettera ai Corinzi. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si mostra perfetta nella debolezza. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. A noi non piace essere deboli, a noi piace essere forti, avere tutto in mano, tutto chiaro, tutto deciso. Ma non è così la vita cristiana. La vita cristiana è come Paolo, ammettere: io sono debole, io non ce la faccio, io non riesco, e quando io sono debole, Lui è forte. Quando le mie braccia non riescono, sono le sue che agiscono. Quando la mia volontà si sgretola, è la sua volontà che viene portata avanti. Passiamo quindi al terzo punto. Cristo usa il dolore per liberarci. Il dolore fa tante cose nella nostra vita. Quando noi siamo gioiosi, noi ci godiamo al momento, godiamo la gioia. Mi viene questa metafora, questa frase che si diceva nel calcio. Quando i vincitori festeggiano, i perdenti spiegano, no? Il vincitore si gode la festa, invece il perdente si ferma e chiede: perché? Perché abbiamo perso? E nel calcio perché c'è stata quell'occasione, se avesse fischiato il fuorigioco, se veniva fatto quel passaggio, se quel calciatore tirava. Si trovano sempre tanti motivi. Dopo che un colloquio di lavoro va male, perché ho sbagliato la cravatta, ho detto quella frase sbagliata. Quando chiediamo a una ragazza di uscire, lei ci dice di no, ma perché mi sono posto male, ho messo la virgola al posto sbagliato. Ci sono tante cose, anche esempi sciocchi, esempi più seri, di cose che noi sbagliamo e poi pensiamo: ma se avessi fatto, se potessi tornare indietro farei tutto bene. Il dolore è simile a queste cose. Il dolore ci fa fermare e chiedere: perché?
Cosa c'è di sbagliato? Perché sto soffrendo? Ma il dolore fa anche un'altra cosa, come dicevamo, ci rende solidali. Alcune persone vengono rese egoiste dal dolore, si chiudono e pensano io, il mio dolore, la mia sofferenza. A me è successo questo per un lungo periodo. Vedevo solo il mio dolore, finché Cristo non mi ha indicato attorno a me e mi ha detto, guarda, ci sono persone che soffrono come e più di te. E lì Dio ha usato il dolore per rendermi solidale. Il dolore ci apre gli occhi sulla realtà delle altre persone. Il dolore ci dà un'altra importante lezione. Questa qui non è la nostra destinazione. Questo luogo dove siamo non è la nostra vera casa. A me piace usare questa metafora, la metafora dell'acqua. A chi piace nuotare in questa stanza? A chi piace andare al mare? Nuotare è bellissimo, soprattutto fa caldo, ti immergi, vai a fondo, nuoti in mezzo ai pesciolini se sei al mare, oppure fai vasche su vasche se sei in piscina. E puoi stare svariati secondi, svariati minuti in apnea, sott'acqua. Però non puoi stare all'infinito. E quante cose non puoi fare sott'acqua? Non puoi parlare sott'acqua, non puoi respirare, non puoi saltare, non puoi correre, non puoi cucinare, non puoi leggere, ci sono milioni di cose che sono normali per noi esseri umani che sott'acqua non possono essere fatte, perché l'acqua non è la nostra vera casa. L'uomo può stare in acqua, ma non può vivere tutta la vita in acqua. E la nostra vita terrena è simile all'acqua. Noi siamo qui per un tuffo, per una nuotata, ma ci sarà un momento in cui dovremo uscire dall'acqua e andare nella terraferma. E la terraferma è l'eternità. L'essere umano è pensato per l'eternità, è pensato per vivere per sempre insieme a Dio. Non è pensato per questo mondo che oggi c'è e domani non c'è più. Gesù stesso dice: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, dice Gesù, lì sarà anche il tuo cuore. E il dolore ci insegna questo. Il nostro cuore non può stare qui. Questa non è la nostra casa. Noi nella nostra società amiamo il concetto di libertà, la libertà di fare, la libertà di essere, di parlare, di vestire, la libertà di fare tutto quello che vogliamo. Ma l'unica vera libertà che esiste in questo mondo, che noi cristiani sappiamo molto bene, è la libertà che viene da Cristo, la libertà dal peccato, la libertà dalla morte. Questa è la vera libertà che c'è in Cristo e questa libertà noi possiamo capirla ed apprezzarla solo attraverso la sofferenza, solo attraverso il dolore. Lo vediamo nella storia di Giobbe. Giobbe perde tutto nei primi capitoli, per 40 capitoli discute con i suoi amici, con un giovinetto di tutte le cose che ha perso e alla fine del suo percorso lui parla anche con Dio e arriva ad affermare questo: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Questo mondo non è la tua destinazione finale. Quello che stai producendo qui, le tue relazioni, il tuo lavoro, la tua casa, i successi, tutte le conquiste a cui puoi guardare, sono belle, hanno un valore, ma c'è qualcosa che ha un valore molto più alto ed è l'eredità che accumuliamo nel regno dei cieli. Accumula un'eredità con Dio, vivi una vita ricca di esperienze con Dio, camminando con Lui nella sua luce. Nella seconda lettera ai Corinzi Paolo dice: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.
ogni dolore che provi qui è momentaneo. Rispetto al dolore dell'inferno, della separazione eterna da Dio, è un dolore leggero, quasi che non si sente. E Dio ti è vicino nel dolore e allo stesso tempo usa quel dolore per insegnarti a camminare sempre più vicino a Lui. Ricordate il versetto che abbiamo visto prima della lettera di Pietro? Dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Per concludere, voglio menzionare un particolare dolore, un dolore che Dio onora, che è frutto di un amore sincero e forte verso Dio, la persecuzione. Nella lettera a Timoteo Paolo lo dice senza mezzi termini, nella seconda lettera a Timoteo. Del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Se tu vuoi vivere piamente in Cristo Gesù, soffrirai, sarai perseguitato. La Bibbia non te lo nasconde. Se segui Cristo, soffrirai. Se ami Cristo, soffrirai. Più assomiglierai a Cristo, più sarai alieno per il mondo e più ti tratterà come ha trattato Cristo, più ti umilierà, ti criticherà, ti aggredirà. Il mondo non sarà d'accordo con te, con quello che vuoi fare. Avrai un bersaglio sulla schiena perché Satana e i suoi demoni non saranno d'accordo con questo, non vorranno che tu sia sempre più vicino a Cristo e ti attaccheranno in ogni modo che possono. Ma non avere paura, perché Cristo è più forte di tutte queste cose. Cristo è più forte del mondo, Cristo è più forte di Satana, è più forte dei suoi demoni e in tutto questo dolore Cristo è a fianco a te, ti sostiene, ti protegge, è il tuo avvocato. Sii testimone di Cristo e Cristo sarà il tuo avvocato, il tuo protettore, sarà testimone della tua fedeltà. Pietro dice: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore, perché si immischia nei fatti altrui, ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Rendi gloria a Dio per la sofferenza che viene dall'essere cristiano. Rendi gloria a Dio per il tuo dolore di cristiano. Questa sofferenza è una medaglia al tuo petto. È il segno che il nemico è irritato dalla tua testimonianza e questo è un segno di una testimonianza efficace. Per concludere, la parola dolore fa paura. Noi non vogliamo il dolore. È uno sconforto, è un'esperienza brutta, un'esperienza che fa vedere tutti i nostri limiti, è una cosa che non vogliamo vivere. Noi vogliamo fuggire il più possibile dal dolore, ma il dolore è una caratteristica intrinseca della vita, non si può vivere senza soffrire. E ci sono varie strade di fronte al dolore. C'è chi si dispera, c'è chi si chiude in se stesso, c'è chi scarica questo dolore e lo infligge alle altre persone, c'è chi cerca di tollerarlo finché può e di spingere ad andare avanti, e tanti altri modi. La strada cristiana è diversa da tutto questo. Nel dolore, nel tuo dolore, torna alla croce di Cristo. Nel tuo dolore, nella tua sofferenza, vai alla presenza del Signore. Prendi il tuo dolore e gettalo sulle spalle di Cristo, gettalo sulla sua croce, perché Cristo è con te e Lui porta con te i tuoi dolori. Quando soffri, grida a Dio, piangi a Dio, piangi con Lui, parlagli dei tuoi sentimenti, ma non solo parlare, ascolta soprattutto. Ascolta la voce di Dio in mezzo al dolore. Quando stai soffrendo, apri la parola di Dio, non nasconderti dalla presenza del Signore. Quando ti senti perso e non sai che direzione prendere, vieni qui, nella tua chiesa, nella tua comunità, in mezzo ai tuoi fratelli. Prega, cerca Dio, cerca la tua comunità nel dolore. Perché il dolore ci avvicina a Dio.
è uno strumento che Dio usa per il nostro perfezionamento. Dio vuole fare grandi cose nella tua vita, ma non pensare che sarà tutto rose e fiori. Dio ha grandi progetti per te e per questa comunità, per questa chiesa, ma non sarà tutto facile. Ci sarà tanto, tanto dolore. Più camminerai vicino a Cristo, più dolore riceverai. Ma non temere, Cristo è con te. Cristo è con te e cammina insieme a te fino alla fine dei tuoi giorni, fino alla fine dell'età presente. Il tuo dolore ti renderà più fedele a Cristo e darà una potentissima testimonianza al mondo intero. Nella scuola domenicale stiamo parlando di persone, di missionari che sono andati in giro per il mondo. E abbiamo parlato di un missionario statunitense che è morto. In mezzo alla giungla l'hanno ucciso. Non è mai tornato a casa, ha lasciato una moglie. Ma hanno raccontato dopo che quando una membra di quella tribù è tornata da quella tribù e gli ha spiegato perché quell'uomo si è lasciato uccidere, quella tribù ha iniziato a convertirsi a Cristo Gesù. Oggi, mentre parliamo, in quella tribù c'è una missione che sta lavorando con loro. Uno potrebbe dire che quel ragazzo è morto inutilmente in mezzo alla giungla, morto per nulla, morto come un idiota idealista, ma quella morte, quel martirio ha portato il Vangelo di Gesù Cristo a quelle persone che prima non conoscevano la parola di Dio. Il dolore è una testimonianza potentissima se noi ci stringiamo a Dio nel nostro dolore. La Chiesa di Dio, noi abbiamo la parola di Dio in mano perché migliaia, milioni di cristiani hanno deciso di soffrire e morire per il Signore. Accetta la sofferenza, accetta le persecuzioni, accetta le rinunce che vengono con la vita cristiana. Molla le tue resistenze, permetti a Dio di agire e vedrai la gioia e la vita che Dio farà nascere da questo dolore. Preghiamo. Signore nostro Dio, questo è un messaggio che parla di dolore. L'uomo non gradisce il dolore, Signore. Noi vogliamo lenirlo, vogliamo evitarlo, che sia dolore fisico, che sia dolore sentimentale, emotivo, che siano ferite nel nostro orgoglio, Signore, nella nostra visione di noi. Qualunque dolore noi vogliamo fuggirlo, Signore. Ma tu ci insegni che sei un Dio più grande del nostro dolore. Tu sei un Dio che cammina accanto a noi, che cura le nostre ferite. Nella parola tu ci insegni che attraverso le lividure, attraverso le ferite di Cristo, noi siamo stati guariti. E Signore, tu usi il nostro dolore per guarire altre persone. Signore, io ti prego che queste persone qui, io incluso, questa Chiesa, non abbia paura del dolore, ma che nel dolore noi ci stringiamo a te. Abba, Padre, così vieni chiamato nella parola. Tu sei sempre vicino a noi nel dolore, ci abbracci e ci consoli, e nel dolore tu ci perfezioni. E io ti prego, Padre, prendi tra le tue mani ogni sofferenza che c'è in questa stanza. Nel nome di Gesù, se qualcuno qui sta soffrendo nel suo cuore, ti prego che tu possa consolarlo. Guida, Signore, questa Chiesa ad abbracciare, a consolare chi soffre, a camminare con chi è afflitto. E ti prego, Signore, usa in modo miracoloso e potente questo dolore per la grandezza della tua Chiesa, per i tuoi piani, non per i nostri, Signore. Usa questo dolore come testimonianza, che questo dolore serva per portare sempre più persone alla croce di Cristo. Che questo dolore non ci schiacci, Signore, ma che tu ci sostenga in questo dolore. Che questo dolore ci renda umili, Signore. Rendi umile la tua Chiesa nel nome di Gesù. Che nessuno si innalzi, che nessuno pensi di essere più di quello che è, Signore, ma che il dolore delle nostre vite ci insegni a essere empatici, umili, Signore, a essere solidali. Signore, rendi unita la tua Chiesa nella solidarietà, che nel dolore noi ti possiamo lodare,
Nel dolore noi ti possiamo cantare, Signore, nel dolore noi possiamo vedere la tua azione, possiamo asciugare le lacrime dei fratelli, piangere con loro quando soffrono e ridere con loro quando il dolore sarà passato. Che noi possiamo confidare in te e nel tuo perfetto amore che ci sosterrà in ogni nostra fatica, Signore. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Invito qui adesso il gruppo di lode. Ora ci sarà un momento di decime e di offerte in cui noi possiamo dare il nostro denaro che viene dal Signore a Dio come offerta a Lui. E la lode canterà una canzone. E io vi invito tutti ad alzarvi in modo che possiamo dare una vera adorazione al nostro Signore. Come abbiamo cantato prima, una lode sul dolore. Nella sofferenza cantare, dire al tuo dolore: io credo in un grande Dio. Chiesa, tu credi in un grande Dio? Questo Dio è più grande della tua sofferenza e questo è il momento di celebrarlo. Cantiamo insieme al nostro Dio. Alziamoci in piedi. Lode sul dolore. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare la buona notizia agli umili, i cuori degli abbattuti guarire. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare la libertà a tutti gli schiavi, la libertà in Cristo proclamare, per rendere liberi i prigionieri, proclamare l'anno di grazia del Signore, i cuori degli afflitti consolare e finire con il pianto e col dolore. Una tema anziché cedere voglio d'allegria, il mantello della lode sul dolore. Un diadema anziché cedere l'olio d'allegria, il mantello della lode sul dolore. Lode sul dolore, lode sul dolore, lode sul dolore. Signore, ti vogliamo ringraziare per questa sera, Signore. Ti vogliamo ringraziare per la tua parola, Signore, che ci hai dato anche oggi, Signore, anche questa settimana. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu sei stato con noi, Signore, questa settimana, Signore, in questa giornata, Signore, anche nel nostro dolore, Signore, tu ci sei stato ancora di più. Ti vogliamo ringraziare, Signore, e lodare, Signore, per questa giornata splendida, Signore, che ci hai regalato, Signore, e che, Signore, sappiamo che continuerai
a darci, Signore. Ti ringraziamo per ogni momento che possiamo essere qui, Signore, su questa terra, Signore, fare la tua volontà, Signore, e ascoltarti, Signore. Vorrei pregare, Signore, che possiamo tutti imparare, Signore, come più sentire la tua voce, Signore, come più, Signore, poter fare la tua volontà ed essere guidati da te, Signore. Vorrei, Signore, ringraziarti per queste offerte, Signore, benedicile, Signore, Signore, che possano essere di aiuto e sostegno, Signore, a chi ne ha bisogno, Signore. Ti ringraziamo per tutto nel tuo nome santo. Amen. Potete sedervi. Buonasera a tutti, do velocemente un paio di annunci. Sabato prossimo il culto dei giovani non verrà fatto qua, ma verrà fatto nella nostra sede a Belluno, sempre alle 19. In più si sta avvicinando le date del nostro campeggio, 1, 2, 3 settembre, campeggio dei giovani da 19 anni in su. Siete invitati a iscrivervi, se siete interessati potete parlare con me o Pastore Sandro, che oggi non c'è perché è in ferie, però in caso potete parlare anche con lui. E chiedo chi si è già iscritto di iniziare a procedere anche con i pagamenti e niente, buona serata a tutti.